Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Walter De Maggio ci ha fornito informazioni che promettono di far battere i cuori dei tifosi del Napoli. Secondo il giornalista, il club azzurro starebbe puntando due nomi importanti per rinforzare la difesa a gennaio. Simon Kjaer e la leggenda Sergio Ramos. Entrambi sono svincolati e rappresentano opzioni importanti che porterebbero esperienza e leadership alla difesa. Kjaer, ex Milan, sarebbe un rinforzo solido ed esperto, mentre la possibilità di portare Sergio Ramos, una vera e propria leggenda del calcio mondiale, potrebbe far impazzire i tifosi del Napoli. Oltre a questi nomi, il Napoli continua a monitorare Dragusin e Kiwior dell'Arsenal, che hanno giocato poco. Anche l'interesse per l'esperto Stefan De Vrij dell'Inter è un'opzione che il Napoli potrebbe esplorare se le condizioni saranno favorevoli a gennaio. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Sergio Ramos o Simon Kjaer? Chi sarebbe l'acquisto ideale per dare ancora più forza ed esperienza alla difesa del Napoli? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sulle possibilità del mercato dei trasferimenti.